motivo di vita quotidiana. Lavoriamo per questo, per salvare principalmente gli altri. Quindi grazie per quello che fate quotidianamente, per quello che fate per il paese. Io darei la parola al mio amico Oscar, che fa mi riferiscono da Veniero, visto da Veniero. No, grazie comandante, scusa la battuta. No, io sono felice che questo evento di 7 mari, che è intitolato Comandante, in questo incontro venga fatto proprio qui in Capitaneria, perché il film si ispira a quello che ha fatto Salvatore Todolo, che ha salvato delle persone in mare. E in Italia l'istituzione che salva le persone in mare è la Guardia Costiera, per cui c'è quasi un legame tra quello che ha fatto Salvatore Todolo e la Guardia Costiera, che ogni giorno si adopera per salvare le vite in mare. Mostra del Cinema di Venezia. Gli appuntamenti di domani all'interno dello spazio della Regione del Veneto. AVN, Venezia, 2 settembre 2023 domani, domenica 3 settembre, all'interno dello spazio della Regione del Veneto, allestito presso all'Hotel Excelsior al Lido di Venezia, si terranno i seguenti eventi. Ore 10:10.45 Presentazione 18 gradi edizione River Film Festival di Padova 2024 a cura di Associazione Researching Movie. Intervengono Romina Zanon, direttrice artistica River Film Festival, Emilio della Chiesa, presidente Associazione Researching Movie. Modera Marco Bevilacqua, ufficio stampa River Film Festival. Ore 11:11.25 Italian Japanese Food and Culture a cura di EMI Production. Intervengono Andrea Iervolino, produttore e distributore, Daniele Gramiccia, producer, Francesco Maria Dominedo, showrunner e regista, Marco Fabro, autore e regista. Modera Silvia Gorgi, giornalista e scrittrice. Ore 11:30 12.00 Sugar Pulp premiera a cura di Sugar Pulp. Intervengono Silvia Gorgi, CEO Nord-Est Boulevard, Chiara De Luca, co-founder Spazio 7023, Andrea Andreetta, responsabile creativo Sugar Pulp, Giacomo Brunoro, presidente Sugar Pulp. Modera Camilla Gargioni, giornalista, Corriere del Veneto. Ore 12:15 12.45 Presentazione cortometraggio Un Natale del 1945 da un racconto breve di Mario Rigoni, Stern a cura di Gallio Film Festival, Associazione Culturale. Intervengono Fabio Rosi, regista, Sergio Sambugaro, produttore, Roberto Gambacorta, distributore, Emanuele Munari, sindaco del comune di Gallio. Modera Sergio Frigo, giornalista. Ore 13:13.45 Premio Segafredo Zanetti Un libro un film, Festival del Viaggiatore a cura di Asinart Eventi. Cultura in Movimento. Intervengono Emanuela Cananzi e Giulia Cananzi, direzione artistica, Jacopo Chessa, direttore, Veneto Film Commission. Modera Emanuela Cananzi, direzione artistica. Ore 14:14.30 I Papi Veneti, tra cinema e TV. Presentazione di mappatura, digitalizzazione e restauro delle fonti audiovisive su Pio X e Giovanni Paolo I a cura di Regione del Veneto e Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo. Interviene Monsignore Dario Edoardo Viganò. Ore 15:16.00 Women Tales Cancelletto 1 a cura di Miu Miu e Giornate degli Autori. Incontro con le registe del programma. Modera Penny Martin, editor in chief di The Gentlewoman. Ore 16:15 17.00 Evento in inglese Ace Producers in Veneto a cura di Veneto Film Commission. Marica Stocchi, membro del board Ace Producers. Modera Jacopo Chessa, direttore, Veneto Film Commission. Ore 17:15 18.00 Verona Green Movie Land, cinema e transizione ecologica a cura di My Planet 2050 APS. Intervengono Renato Cremonesi, presidente My Planet 2050, Paolo Tosi, vicepresidente Camera di Commercio IA di Verona, Carmelo Melotti, vicepresidente Cassa Rurale Vallagarina, Paolo Artelio, presidente Destination Verona e Garda Foundation. Modera Elisabetta Gallina, giornalista. Comunicato ANR 1457-2023, Cultura.
L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Sono il consigliere nazionale della delegazione per il Veneto orientale. Rappresento la presidenza nazionale in questo fantastico evento che si sta svolgendo oggi sabato 2 settembre 2023 con l'entrata in porto del sommergibile Romeo Romei della classe Todaro per l'evento che si svolgerà poi nella giornata di quest'oggi pomeriggio con le autorità della Capitaneria di Porto, le autorità militari in città, e domani si proseguirà con la celebrazione in città per la manifestazione e si concluderà poi lunedì 4 con una tavola rotonda sulle attività che la Marina svolge con i sommergibili e spiegando anche la storia e le verità su il comandante, la medaglia d'onore d'oro al valore militare Salvatore Todaro. Per caso sapete già gli orari per le visite del sottomarino? Le visite del sottomarino per quanto riguarda l'associazione, i soci di ANMI, di tutto il Triveneto e anche quanti altri vorranno venire, sono domani, giorno 3, dalle 14 alle 16, mentre è aperta al pubblico dalle 9 a mezzogiorno e dalle 17 alle 19. Grazie molte. Prego. Grazie per la cooperazione. Un piacere avere con noi una rappresentanza regionale. Jonathan, vedo che sei presente, è bello avere con noi un nostro rappresentante regionale. Penso che anche tu sei ben contento che ci sia questa manifestazione, questa rappresentanza appunto della Marina Militare a Chioggia. Ma non solo bello, ma è anche fonte di orgoglio. Porto i saluti del Consiglio regionale, anche di quello comunale che faccio parte, ed è un momento di grande orgoglio per la città, non solo per la presenza importantissima della Marina Militare e di questo bellissimo sommergibile, ma anche perché caliamo in questi giorni questa presenza del sommergibile all'interno di un contesto ben più ampio, che è quella di ricordare la figura del comandante Todaro, nostro concittadino, che ha saputo fare di quelli che sono i valori del mare, i valori e la bontà che devono guidare l'opera, insomma, di chi vive e lavora in mare, un orizzonte che ha perseguito e ha seguito per tutta la vita. C'è anche un film importantissimo con Favino che stanno presentando alla Mostra del Cinema, e quindi poter iniziare questi giorni che avranno la vocazione appunto di quello che abbiamo appena detto, con un ingresso così importante nella città, che è un momento bello, di spettacolo, di gioia, di festa, anche culturale, grazie alla nostra Marina, grazie a chi ha lavorato per questa iniziativa, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. È un momento davvero bello da cittadini chiogiotti e da istituzioni regionali. Grazie Jonathan. Grazie Andrea.